Tempo di finali per l'Under 14 maschile interprovinciale. Dopo i fasti dello scorso anno, che ha visto la pallavolo Padova arrivare sino al titolo nazionale, è di nuovo tempo di verdetti per le 4 contendenti, tutte padovane, che sono giunte all'atto conclusivo guadagnandosi anche la fase regionale. Il match, che va in scena nella tensostruttura di 2 Carrare, è un'autentica battaglia, senza esclusione di colpi. L'Astra Volley, vicina ad andare sul 2-0, alla fine è costretta a cedere con l'onore delle armi al Monselice Volley 86 AS, che non nasconde un po' di delusione per la mancata finalissima. Le aspettative forse erano un po' di più di quello che è il risultato finale, in quanto speravamo sicuramente in una finale per il primo o secondo posto, è inutile negarlo. Le qualità del gruppo ci sono, manca un po' di amalgama tra tutti i componenti della squadra. Soddisfazione comunque per i ragazzi di Monselice e Solesino per essere riusciti a venire a capo di un match molto complicato. Il secondo set è stato determinante in quanto è entrato in battuta Borsetto e con 8 battute consecutive ha cambiato l'esito del set. Questo ha dato fiducia all'intero gruppo e ha fatto sì che la partita si incanalasse nel migliore dei modi. Il clima è comunque sereno in casa Stravolley, già felice del traguardo ottenuto. Noi non ci aspettavamo di arrivare subito già il primo anno perché è un ciclo iniziato quest'anno con me come allenatore e a questo punto siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto fino adesso. Ciò non toglie che per il futuro dobbiamo puntare a migliorare sempre di più, i ragazzi hanno ampi margini di miglioramento e quindi noi siamo contenti, io come allenatore, la società con il presidente, il direttore sportivo e i vari dirigenti che ci aiutano sempre, siamo contenti di questo gruppo e lavoreremo perché si migliori sempre. Se tanto combattuta è stata la finalina, la finalissima tra Duna Volley e campioni uscenti della pallavolo Padova è stata un monologo assoluto dei padovani, che bissano il titolo e continuano la marcia verso la difesa dello scudetto di categoria conquistato l'anno scorso. Questo è un gruppo formato essenzialmente da ragazzi che già l'anno scorso hanno giocato insieme il campionato di Under 13, sia il 6x6 che il 3x3. È un gruppo però abbastanza nuovo per come si presenta in campo, perché effettivamente si sono aggiunti dei valori dovuti soprattutto alla crescita dei ragazzi, all'esperienza che hanno fatto sia per quanto riguarda le finali nazionali del 3x3 e qualcuno di loro anche la fortunata finale nazionale dell'anno scorso nella quale l'Under 14 appunto vinceva lo scudetto. Questa finale è stata vinta sulla battuta e anche sull'attacco, diciamo, e nella fase regionale cerchiamo di arrivare più avanti possibile, cercando di fare il nostro meglio come abbiamo fatto qua, insomma. Qualche rimpianto per l'approccio alla partita, ma anche consapevolezza della superiorità degli avversari nelle parole degli sconfitti. La speranza che andassero in una maniera diversa c'è sempre, sapevo che loro erano più forti tecnicamente e psicologicamente. Noi siamo arrivati carichissimi, diciamo che di testa non ci siamo stati quasi per niente, nel senso che non ho visto i ragazzi che vedo di solito. Comunque complimenti agli avversari, si sono meritati di vincere la partita, l'hanno vinta in maniera netta e questo è il giusto risultato. Complimenti ai miei che sono riusciti dopo una semifinale tiratissima ad arrivare comunque fino a qui. Come primo anno in finale sì, è stata una grande emozione perché alcuni giocatori sono venuti da altre squadre e per il resto il gruppo era dell'anno scorso. E sicuramente potevamo dare di più in attacco, in copertura e in ricezione che sono un po' mancate in questi fondamentali. Però di solito lavoriamo molto in questo, sarà anche l'emozione che ci ha un po' bloccato. Sappiamo che il Padova è una grande squadra, hanno dei grandi giocatori, però anche noi potevamo giocare meglio. Non abbiamo dato il massimo, però adesso siamo alle regionali, quindi speriamo di fare meglio. E ora l'appuntamento è per la post-season, che vedrà i nostri portacolori tentare la fortuna fuori dai confini provinciali, con legittime ambizioni. Abbiamo visto alcune squadre durante la Coppa Veneto, quindi ci siamo già un po' testati e noi siamo migliorati, lo saranno di sicuro anche gli altri, visto che la giovane età di tutti quanti, quindi mi auguro di riuscire a combattere con tanti di loro e speriamo di riuscire ad arrivare
in alto anche in questa prossima manifestazione. Sinceramente neanche qui a livello provinciale ci siamo fatti tante aspettative da un punto di vista di risultato. Su quello che ci siamo concentrati è stato soprattutto sul fatto di lavorare bene con questi ragazzi. Arriviamo dalla Final 8 della Boy League disputata la settimana scorsa, e per cui insomma si cerca di dare a loro la possibilità di confrontarsi con delle squadre competitive, di farli crescere. Poi se il risultato anche sul campo ci darà ragione, bene, ma non è sicuramente quello sul quale siamo concentrati. Visto com'è andata l'anno scorso, chissà che oltre alla crescita tecnica dei ragazzi non arrivi qualche altra grande soddisfazione per la pallavolo maschile di Padova.